benvenuti. Oggi è sabato 30 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.45. La luna sorge alle 11.42 e cala alle 21.29. Il santo di oggi è Girolamo. Il nome Girolamo, variante di Gerolamo, viene dal greco e significa nome sacro. Il suo numero fortunato è l'1, il colore il viola, la pietra lo smeraldo e il metallo il ferro. Lo so, non sembra, ma sono un po' goffa e mi capita spesso di macchiarmi quando sono in giro fuori. In questi casi ho trovato utile uno dei vecchi rimedi della nonna per macchie di olio o di grasso, il talco. Mi raccomando, bisogna agire tempestivamente applicando subito il talco sulla macchia per poi lasciare agire per qualche minuto e quindi spolverare con un panno. Il talco assorbirà tutto il grasso, evitando che la macchia d'olio si allarghi. Compie oggi 59 anni Monica Bellucci, attrice e modella considerata una vera e propria sex symbol. Ha recitato in tanti film famosi, sia italiani che internazionali, per esempio Dracula, Matrix, Malena di Giuseppe Tornatore e La Passione di Cristo di Mel Gibson. Nel 1999 ha sposato l'attore francese Vincent Cassel, dal quale si è separata 15 anni dopo. Insieme hanno 2 figlie. Festeggia 73 anni Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, cantante di culto per le sue capacità istrioniche e provocatorie. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 44 dischi ed è l'unico artista italiano ad aver avuto album al numero 1 della classifica in 6 decenni diversi. Tra i suoi leggendari successi Mi Vendo, Il Carrozzone e Il Triangolo. Infine auguri a Giorgio Panariello, comico, attore e presentatore che oggi spegne 63 candeline. Inizia con la radio e le imitazioni, spopolando nei panni proprio di Renato Zero. Quindi si dà al cabaret e sbarca alla Rai nel 1991. Da quel momento una cavalcata che lo porta a condurre il Festival di Sanremo nel 2006. Al cinema recita in diverse commedie e si cimenta pure nella regia, ma senza un grande successo. A quei tempi era ancora un fuorilegge e nessuno pensava potesse avere un seguito così clamoroso. Era il 30 settembre del 1948, quando arrivò per la prima volta nelle edicole Tex, il pistolero creato da Gianluigi Bonelli e disegnato da Galep. Prima bandito, poi ranger dalla parte dei deboli e dei Pelle Rossa con la pistola più veloce del West. Un eroe che ancora oggi attira tantissimi lettori. Sapete qual è l'animale più veloce al mondo? Il falco pellegrino. In volo sostenuto riesce infatti a raggiungere i 96 km all'ora, una velocità paragonabile a quella di altri animali altrettanto veloci come i colibrì e il pesce spada. Tuttavia, quando si tratta di catturare una delle sue prede, il falco pellegrino è in grado di volare in picchiata fino a 360 km all'ora. Adesso ascoltiamo i consigli delle stelle con il nostro astrologo Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi i luminari sono in conflitto, opposizione Sole-Luna. Vediamo chi vince. Ariete. La Luna è ospite proprio nei vostri gradi e quindi, dopo la sua pienezza, sentite il bisogno di ricollocare la vostra immagine, la vostra figura rispetto al partner e ai parenti, stabilendo questa volta dei limiti da non superare per non farvi sentire un po' troppo prevaricati. Toro, questo aspetto si innesta su un equilibrio un po' emotivo. Ecco, descrivono i pianeti una certa voglia di tornare indietro nel tempo, dei ripensamenti per qualcosa che avreste voluto rivedere insomma nel passato. Certo, il tempo non si riavvolge, ma potreste trovare conforto nel partner che vi spiega un po' come superare questa situazione emotiva. Gemelli, trionfa oggi la vostra vittoria. Oggi siete nel pieno e al culmine di un obiettivo pienamente riuscito. Probabilmente siete riusciti a portare le cose dove volevate, le vostre ragioni hanno sicuramente vinto, il che significa che probabilmente sarete lontani in viaggio, immersi in un qualcosa che vi interessava col cuore e con la mente fare. Cancro, la giornata di oggi
Non è una giornata troppo distesa, la luna si oppone al sole, i luminari vi sono contro, quindi poca chiarezza nell'esprimersi e forse vi sentite non visti, in particolare da un partner che magari vi fa rimanere male perché vi trascura un po'. Probabilmente la vostra esuberanza ha bisogno di essere un po' più attenzionata, cercate di fare capire le vostre ragioni, ma non chiudetevi nel vostro silenzio. Leone, giornata quanto mai proficua, seppure la tensione dei due pianeti è forte. Nel vostro caso fate da punto di raccordo e di smistamento su tutta una serie di tensioni. I cambiamenti, come vedete, hanno ricambiato le carte in tavola e vi hanno messo nelle condizioni di rendere al meglio. Sfruttate bene questa possibilità. Vergine, le tensioni planetarie per voi si innestano più che altro su un asse pratico e di accordo. Trovare un accordo che finalmente sancisca una liberazione della possibilità d'azione è fondamentale, è un'opposizione tra prima e settima ideale, per cui cercate di bilanciare bene il tutto e di non trovarvi un po' scoperti con tutta una serie di promesse che non siete riusciti a mantenere. Bilancia, la giornata di oggi vi vede come uno degli assi polari su cui si snoda questa opposizione. Probabilmente vi potrà aiutare a avere una visione lucida e chiara del problema e anche come ricollocare voi stessi rispetto alla vostra vita sentimentale un po' troppo trascurata per gli impegni. Seppure le passioni non mancano, probabilmente ciò che volete è un po' più in là. Beh, andatelo a prendere. Scorpione, giornata oggi che vede i transiti dei luminari non proprio a vostro favore, ma che potrebbero farvi assistere ad una lite, ad un conflitto, magari al lavoro o tra familiari, su cui avete già detto la vostra. Cercate comunque di non farvi troppo coinvolgere, ma di dare il vostro apporto di mediazione e di ottimizzazione del conflitto in corso. Sagittario, una luna decisamente molto prolifera, quella di questa fine settimana, che vi ha aiutato moltissimo a ricollocare un po' le faccende familiari e tutta una serie di impegni. Bravi, ci siete riusciti, quindi ora dedicate la giornata al vostro benessere e a un po' di tanto sospirato relax. Capricorno, giornata quanto mai interessante per voi oggi, visto che le opposizioni dei luminari presentano un problema che sembra poco risolvibile, eppure le stelle vi predicono: non preoccupatevi, si risolverà da sé. Acquario, giornata oggi molto divertente, visto che tutta una serie di condizioni di opposizione di Luna e Sole vanno a vostro vantaggio, perché potreste innestarvi in una dimensione assolutamente risolutrice con la vostra genialità. Potrete prendere in mano la situazione e anche dare scaccomatto ad una serie di questioni che vi rendono ancora una volta i più furbi dello zodiaco. Pesci, giornata molto importante oggi, gli assi polari si giocano sulle vostre emozioni. Oggi però potrete comunque assaporare una rivincita su qualcuno che aveva forse detto qualcosa di spiacevole, che si era sbagliato nella valutazione di alcune vostre dinamiche. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Alcuni momenti sono destinati a rimanere per sempre, indelebili nel tempo. Il 30 settembre 1452 è uno di quelli. A Magonza, in Germania, veniva infatti stampato dall'orafo Johann Gutenberg il primo libro, la Bibbia. Ne vengono prodotte circa 180 copie, vendute per 30 fiorini l'una. Una rivoluzione epocale. Non c'è stress che tenga. Quando si tratta di rimboccarsi le maniche, non sono di certo una che si tira indietro. In inglese, per indicare questo atteggiamento, si dice to bend over backwards, letteralmente tradotto con piegarsi all'indietro, che indica appunto quando qualcuno si fa in quattro per portare a termine qualcosa. Come recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Truman Capote, pseudonimo di Truman Perso, ebbe un'infanzia segnata dall'abbandono del padre e dall'alcolismo della madre.
Studente brillante, iniziò molto presto a pubblicare racconti, arrivando al grande successo con il romanzo Colazione dei Tiffany, divenuto grazie alla Hepburn un celebre film. Tuttavia, il romanzo più importante arriva solo nel 1966. Si tratta di A sangue freddo, scritto in cui Truman si cimenta in un nuovo genere, quello del romanzo verità. Dopo una lunga stagione mondana fatta di feste, film e party, inizia la parabola discendente. Ben presto Capote si ritroverà solo, alcolizzato, emarginato, dipendente da psicofarmaci e da amanti che lo sfruttano. Morirà per cirrosi epatica nel 1984. Ci salutiamo con la frase del giorno: non ha senso cercare chi non ti cerca, la reciprocità è fondamentale. Arrivederci a domani con una nuova puntata del nostro almanacco.